Paura a Zenzon di Piave per un incendio che si è sviluppato in via Sant'Antonio in delle vecchie serre dismesse in un fondo agricolo. Una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza ha destato molta preoccupazione fra gli abitanti della zona, tanto che a Monastier di Treviso si è chiesto di chiudere porte e finestre per l'odore acre. I centralini del 115 sono stati subissati di telefonate da parte dei cittadini per chiedere informazioni e della spaventosa nuvola di fumo nero. Sul posto sono intervenute 2 autobotti dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco. Le fiamme, che hanno distrutto alcuni capannoni dismessi, si sono poi propagate ai campi attigui. Ci sono volute alcune ore di lavoro per spegnere l'incendio, che poteva estendersi anche ad altre serre vicine, ma in tempo i vigili hanno stretto il cerchio limitando i danni. Sul posto anche i carabinieri, indagini in corso, al vaglio diverse ipotesi. Il proprietario accorso sul posto non ha rilasciato dichiarazioni, ma ha negato che si sia trattato di un principio di autocombustione. Sarà a questo punto importante aspettare il rapporto dei vigili del fuoco per accertare come abbia preso fuoco l'area.